Sto aspettando di vedere il tecnico perché finché non ci accendono i microfoni è inutile che li possediamo. Giacomo, le distanze ci sono. vabbè, devo scendere per cercare il tecnico. Giacomo? Ma ci sentite? Sì, ma in streaming no. Non so neanche se nel frattempo è partita la diretta, se è partita avviso anche chi ci segue da casa che stiamo aspettando solamente che ci attivino i microfoni per cominciare. I microfoni sono accesi ma spenti. Prova? Perfetto, grazie. Buonasera, benvenute e benvenuti a questo appuntamento del Festival Entula. Ringrazio qui da subito il Teatro Massimo che ci ospita e la libreria Miele Amaro che fa il banchetto dei libri, anche se so che l'avete già saccheggiato, perché Cristina non riusciva a salire perché stava già firmando le copie della Ragazza dei Colori che è uscito proprio oggi per Gazzanti, quindi siamo felicissimi di tenere a battesimo anche questo romanzo di Cristina e dal suo primo titolo che è Ospite di Entula, quindi grazie Cristina per essere sempre con noi. Ringrazio anche Paolo Luci che è la nostra collega e Valentina Orru, consulente di immagine che impreziosirà l'incontro. Devo dare una comunicazione di servizio che appunto che il firma copia verrà giù proprio per evitare un assembramento che qua in questi spazi stretti sarebbe stato inevitabile e vi auguro buona serata. Grazie Francesca, buonasera a tutti. Io rinnovo e mi aggiungo ai ringraziamenti di Francesca, quindi grazie a Entula per l'invito, grazie a Cristina per aver accettato la mia presenza, grazie al Teatro Massimo, grazie agli amici della libreria Miele Amaro e grazie anche a Valentina che ci tiene compagnia stasera e che avrà un ruolo importantissimo. Io vorrei, per iniziare, visto che Cristina è con noi, io vorrei che le dedicassimo un applauso. Perché se lo merita tutto. Io ormai è da 8 anni che tengo a battesimo l'avventura letteraria di Cristina, credo che faccio buona compagnia a Gazzanti e a Elisabetta Migliavaro, per cui tra l'altro io non so più cosa chiederti, non so più di cosa possiamo parlare di tutt'altro che di questioni letterarie. Ma è che c'è Valentina con noi stasera, che è esperta, consulente dell'immagine e armocromia, e poi ci spiegherà che cosa vuol dire. Il libro di Cristina, che festeggiamo quest'oggi, ha per titolo La ragazza dei colori. Io ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima, grazie anche alla complicità di Francesco Casula, e devo dire io ogni volta resto sorpreso per tutta una serie di ragioni, anche e quelle soprattutto dello stile che di anno in anno, noi abbiamo superato il 7° anno, la crisi del 7° anno, quindi all'8° andiamo liberi col permesso di Roberto, naturalmente. E per cui è stata una sorpresa anche questa volta. Uno, perché la storia parte da una situazione un po' del tutto particolare e io vorrei proprio che Cristina ci introducesse nel mondo della ragazza dei colori proprio da questo fatto storico che l'ha colpita, l'ha ingabbiata e anche se aveva un'altra idea, che diventerà un altro libro sicuramente, gli ha fatto fare un'inversione di marcia. È una cosa, diciamo, che è successa negli anni 40, dopo le leggi razziali, che sono del 38, se non ricordo male,
e che riguardano un fatto che vede protagonista la comunità di Nonantola, in provincia di Modena, dove in 2 turni, in totale mi pare fossero 74, questi giovani ragazzi di origine ebrea furono sottratti in gran parte ad una fine certa. E oggi Villa Emma, che è anche una fondazione, è lì a rappresentare e a raccontare questa storia incredibile. Però io vorrei sentirla dal punto di vista della scrittrice, visto che è il nodo dal quale poi si dipana tutta la lettura letteraria che ci propone. Allora, buonasera a tutti, sono emozionatissima, cioè questo è il mio romanzo che appunto presento, eppure l'emozione è veramente tanta, soprattutto perché, come vi diceva Paolo, qui c'è tutta una genesi particolare. Ogni romanzo che ho scritto ha avuto un suo percorso di creazione, ma questo è veramente strano, veramente particolare. Prima di raccontarvi appunto questo, anche io voglio ringraziare te Paolo, voglio ringraziare Valentina, che è stata così carina da voler partecipare e aver accettato il mio invito, perché poi ne parleremo. I colori per noi sono fondamentali. Nessuno può mantenere il senno in un ambiente monocromatico, e questo vuol dire veramente tanto. E poi lei naturalmente ce lo racconterà. Voglio ringraziare Francesca Casula e voglio ringraziare anche Entura, perché insieme alla libreria Via di Amaro mi tiene compagnia dai primi istanti, e per me, che comunque sono partita da una realtà molto, molto modesta, molto ritirata, ha significato veramente tanto avere qualcuno al fianco che mi ha supportato e mi ha voluto così bene. Dunque, tornando al discorso che avevamo prima, io in effetti stavo scrivendo un altro libro, e stare scrivendo un altro libro significa che lo stavo proprio scrivendo, era completamente diverso. Ma chi mi segue sa che io ho una grande passione per lo studio e per l'approfondimento. Dunque, anche se sto scrivendo qualcosa, studio continuamente, leggo, cerco, mi approfondisco, e ad un certo punto, mentre stavo facendo questo, mi imbatto in una notizia pazzesca, che cioè per me è stata sconvolgente. Cioè, io non riuscivo a togliermi dalla mente queste persone che tra i 42 e i 43, stiamo parlando di un paesino di lavoratori, di contadini, con una situazione drammatica, sia in termini di riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena, e anche in termini di paura, perché stiamo parlando della guerra, stiamo parlando del periodo fascista, stiamo parlando di quel momento di transizione tra il fascismo italiano e il nazismo, quando l'Italia diventa preda totale. Queste persone sono state capaci di prendere questi bambini ebrei, loro lo sapevano da dove arrivavano, perché la notizia era filtrata, erano bambini fuggiti dalla guerra, erano bambini fuggiti dalla Germania, e nonostante tutto li hanno protetti. Quando sono arrivati i tedeschi, loro sono stati avvisati, hanno preso i bambini e li hanno mescolati con i loro figli. Questo significa che eventualmente, se fossero stati scoperti, erano tutti morti. Dunque potete immaginare l'impatto emotivo, soprattutto in periodi come quelli che stiamo vivendo, questo grande sacrificio, questa comprensione della differenza tra quello che era una legge e quello che invece uno doveva fare. Imbatto in questa notizia, io
Cioè il mio libro, quello che dovevo scrivere prima, è sfumato, è andato via, perché io non riuscivo a togliermi dalla mente tutte queste immagini, questi bambini, questa villa meravigliosa, queste persone così modeste, così capaci di non solo di amare, ma anche di distinguere il bene dal male. Perciò ho scritto alla mia editor, alla mia direttrice di collane, Elisabetta Migliavara, e ho raccontato tutto. E lei mi ha detto: questa storia tu la devi scrivere, lascia perdere, non importa se siamo magari un po' in ritardo sui tempi, buttati. E io ho fatto così, mi sono buttata. Io faccio un'altra invito ad un'altra riflessione, poi cerco di coinvolgere anche giustamente Valentina, ma questa è una storia tra l'altro anche molto dura, triste, che così svela o risvela una delle pagine più tristi della nostra storia, della storia europea e del mondo. Io ho letto nell'articolo di presentazione dell'Unione di qualche giorno fa di Luca Milati, che è un bravissimo e attento giornalista, con cui condivido le origini sulcitane, e a un certo punto scrive una frase che mi sono appuntato, dice che il marchio di fabbrica, questa tua scrittura sospesa tra il fiabesco e il realismo. Io vorrei che tu aggiungessi qualcosa di tuo, perché Evangelia è stata bravissima, adesso poi vi raccontiamo come va a finire il libro. Con questo fatto di storia anche forte, che riporta alla mente immagini cruente del nostro passato recente, ecco, questo mix di fiabesco e di realismo all'interno della storia della protagonista, di una famiglia, di affetti e sentimenti, in che modo sei riuscita a miscelare o hai trovato difficoltà più delle volte precedenti per cercare, con il garbo che ti contraddistingue, di raccontare questi fatti molto forti? In effetti è stato difficile, perché la drammaticità era fortissima, i fatti sono storici, dunque non puoi rivelarli in un modo impreciso e scorretto, e quelli sono, dunque li devi dare testimonianza nel miglior modo possibile. Però sono riuscita probabilmente a dare nella parte moderna, no? Un po' più moderna, una leggerezza che ha bilanciato le due narrazioni, perché questo libro ha una parte del presente che racconta la storia di Stella Marcovardi, che è una ragazza che ha una grande passione per la pittura e dunque anche per i colori, che a un certo punto della sua vita decide di affrontare nuove esperienze, ma prima di partire verso l'altrove, diciamo così, vuole andare a trovare la sua vecchia prozia, anche perché ha ricevuto un dono. E dunque lei parte e quando arriva a casa della sua prozia poi scopre tante cose. Complici Aristiide. Cosa succede? Che questa parte moderna è molto più come dire, anche avventurosa rispetto a quello che accade nel passato, e in effetti è questa la chiave di volta, è questo che permette di affrontare delle tematiche difficili e anche molto drammatiche, però bilanciando tutto quanto, ecco. Grazie a Cristina. Loro non sanno chi è Aristide,
per scoprire chi è Aristido. Non ve lo diciamo. Un Non personaggio possiamo chiave. Senza Aristide, lamentate, dite, no, senza Aristide, attenti ad Aristide, quando vedete il libro, attenti ad Aristide. Allora, Valentina, il titolo di questo libro è La ragazza dei colori. Io ho seguito i consigli, poi tra l'altro ho scoperto una cosa, ho seguito i consigli di Francesca e mi sono vestito di blu, perché poi anche il colore che lei dichiara, poi ci dirà Valentina che significato, le cose del blu. Ho buttato tutto quello che di marrone avevo nell'armadio, non so se ho fatto bene, quindi chiederò i danni a Francesca. Raccontaci di questo libro della ragazza dei colori. Tra l'altro io lavoro in un centro stampa, quindi per me i colori, almeno i 4 fondamentali della policromia, che sono ciano, magenta, giallo e nero, fanno parte del mio lavoro quotidiano, da un altro punto di vista ovviamente. Però sono molto curioso di sentire Valentina, a quale lascio tutto lo spazio che riterrà necessario, per avere un punto di vista diverso sia sulla lettura del libro e soprattutto sulla lettura del libro dal suo punto di vista. Poi ho visto che ha segnato quasi tutte le pagine, per cui da qui a 3 ore siamo tranquilli, possiamo anche... devo, prima di passare, quella parte... disinfettato. Ok. Le procedure. Buonasera a tutti e approfitto per ringraziare Cristina dell'invito. Allora, il mondo dei colori è un mondo che sicuramente affascina, è anche un modo in cui si comunica tanto, è un modo immediato per comunicare, perché sicuramente se si pensa a un colore o una ragazza vestita di quel determinato colore si riesce anche a arrivare meglio, piuttosto che magari il taglio di un abito. Il colore vi arriva sicuramente. Quando ho saputo il titolo del libro ho iniziato a sognare. Ho detto, cosa farà questa ragazza dei colori? È una pittrice, però anche per quanto riguarda poi il mio lavoro è molto vicino alla pittura, perché quello della consulente d'immagine è l'armocromia, che non è altro che l'armonia dei colori personali, si basa su tante scienze. Non è una scienza, ma ne prende diverse, può essere anche la psicologia, oppure la scienza del colore, appunto. E come descrive anche il momento, perché c'è un momento in cui viene toccata l'armocromia, è stato molto bello perché è delicato, però si capisce che anche dietro le tue parole c'è stata una ricerca assolutamente verso questo mondo, e tutti gli aggettivi che tu scegli per parlare del mondo dei colori e di questi colori sono evocativi. Ogni capitolo poi inizia con un colore. Questo ho sperato che fosse così, perché poi in ogni tuo libro ogni capitolo inizia con un incipit particolare, quindi è stato curioso e molto coinvolgente anche leggere tutte le tue descrizioni. Tutto qui. Posso continuare in parole? Prego, dai, rendici partecipi. Adesso, per esempio, la protagonista Sì. all'inizio dice proprio che lei ha un modo, diciamo, di presentarsi e sceglie un modo colorato. E questo è già, io quindi penso che, per esempio, tu quando vedi noi, da come siamo, già sei un po' come la protagonista del libro. Esatto. La scelta del colore è importante, appunto, anche nell'abbigliamento. Io ho un passato di addetta alle vendite, lavoravo in una boutique e per tanto tempo ho consigliato i colori alle persone prima di fare questo lavoro. Tante persone scelgono il nero come rifugio tante volte, però ultimamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, si cerca il colore anche per evadere forse da questo momento, e pian piano la sensibilità verso tutto l'arcobaleno è aumentata. Questo anche con grande gioia, perché comunque il pennello dei colori è vasto. Il colore, come dice anche Cristina nel libro, è soprattutto percezione. Se io vi dico blu, sicuramente ognuno di voi immagina un blu diverso. E quindi è giusto anche arricchire il colore con diversi aggettivi e nomi.
appunto ci può essere il blu avio, il blu Cina, il blu elettrico, il blu reale. E quindi giusto per capire queste distinzioni che poi si adattano sicuramente ai nostri colori naturali, ma ogni blu è adatto sicuramente anche al nostro essere, perché i colori rappresentano anche emozioni, come sapete. Le emozioni sono diverse anche per ogni civiltà, perché se per esempio qui da noi il bianco è un colore gioioso, in altre parti del mondo è dedicato magari al lutto, però non è visto come una parte triste. Quindi poi bisogna cercare anche di capire per come vogliamo comunicare in quale parte del mondo ci troviamo. Devo disinfettarlo di nuovo. Sì, forse devo farlo io. A posto. Se la prima volta non l'ho centrato, però. Allora, grazie Valentina. Nel mio lavoro, per facilitarci le cose, la gamma dei colori è pressoché infinita, nelle sue tonalità. Noi fortunatamente abbiamo l'Atlante dei colori, c'è una studia di edizione pubblicata da Zanichelli, dove i colori sono definiti anche nella loro percentuale di composizione. E poi c'è quella che si chiama Mazzetta Pantone, ma quella diciamo un po' un livello più alto, dove tutto è codificato, perché noi se dobbiamo stampare il giallo, e il giallo è quello da norma cromatica. La mia curiosità, e questa è una domanda alle quali può rispondere sia la scrittrice sia Cristina che Valentina. Allora, per Cristina è questo, cioè lei ogni libro affronta un argomento diverso, quindi oggi lei non è solo una scrittrice, ma dopo 8 anni è come se fosse l'enciclopedia dei 15 che si muove con noi, perché si è interessata di profumi, si è interessata di miele, si è interessata di voci, si è interessata di stoffe, adesso di colori, quindi c'è completamente un'enciclopedia a disposizione. L'altra curiosità nei confronti di Valentina, che cercando di coinvolgerla utilizzando le sue competenze, è se lei ha trovato, diciamo, dal punto di vista come lettrice, se la gamma dei colori utilizzata da Cristina l'abbia accompagnata e facilitata anche nell'entrare, nel capire l'atmosfera letteraria che veniva raccontata. Prima Cristina o prima Valentina? Dunque, Prima Cristina. La questione dei miei libri sugli argomenti, diciamo, che io preparo per ogni romanzo, in realtà fanno parte di tutte le cose più belle che io trovo nella vita, e dunque ho parlato di libri, ho parlato di tessuti, ho parlato di miele, logicamente, poi quest'anno che sono ritornata sul campo, ecco che cosa fa Covid, cosa fanno alcune crisi, diciamo, esistenziali che ti riportano un po' alle origini e ti riportano anche al nucleo intimo di ognuno di noi, dove appunto ci sono le cose più importanti. Ecco. Io in realtà, se ci pensate bene, i colori fanno parte di tutto, fanno parte di fiori, fanno parte della natura, fanno parte di tutto quanto, però affrontarli in un modo diverso, no? Con un occhio un po' più tecnico, anche se vogliamo, anche mettendoci un'attenzione particolare, secondo me era doveroso. Poi noi abbiamo parlato di un aspetto di questo romanzo che ci riporta a un'ancora e ad una storia realmente accaduta. Ma in realtà le storie vere sono 2, e sempre di quel periodo, e sono i disegni dei bambini di Teresina. Teresina era un abominio, ossia un campo di concentramento pensato per raccogliere i bambini e poi avviarli alla morte.
Ma in questa storia terrificante ci sono degli eroi, no? Io cerco sempre di trovare le cose belle, la speranza, l'ottimismo. E in questo caso i bambini teresini erano degli artisti e i loro disegni sono rimasti custoditi in delle valigie e grazie alla lungimiranza della loro maestra sono arrivati fino a noi e ci hanno raccontato la storia di questi bambini attraverso i colori, attraverso quello che loro sapevano fare. In quei momenti in cui loro non avevano nessun tipo di possibilità di azione, il disegnare, l'arte, soprattutto l'arte e il colore, li ha tenuti in vita e ha tenuto viva la speranza. Perciò in questo romanzo ci sono i colori, ma ci sono anche i colori per noi, per tutte le persone, per quello che rappresentano. L'arte è importantissima. Attraverso l'espressione creativa e artistica noi esistiamo. E anche questo c'è in questo libro. Sì, appunto tu quando parli dell'arte terapia, appunto che veniva usata in questo campo, si percepisce appunto tutta l'emozione del momento, anche perché i bambini non hanno filtro, quindi per loro i bambini non hanno filtro e usano il colore in maniera pura, immediata, rispetto a noi adulti che cerchiamo di filtrare anche in base alle nostre emozioni. I colori appunto rappresentano tutto quello che noi proviamo. Se io oggi magari mi fossi vestita di nero avrei sicuramente dato un'impressione diversa, o se mi fossi vestita di rosso, un'altra, perché ciascuno di questi colori evoca un messaggio e una sensazione. Si cerca sempre di comunicare anche attraverso l'ore, è quello anche che fanno i pittori scegliendo ogni singolo colore. Quindi appunto sono dei messaggi subliminali che noi inviamo agli altri. E questo anche la protagonista lo sa bene, perché c'è un punto del libro in cui lei deve dipingere delle pareti e sceglie dei determinati colori per un motivo che non vi svelerò, però è proprio bello perché lei studia quei colori appunto per dei motivi precisi e questo è quello che si può fare anche poi con l'abbigliamento, ci si può divertire. No. Non è che poi mi additano il posto della nuova squadra. Allora, io per la serata di oggi mi ero appuntato una serie di... sembra quasi un esperimento di mentalismo, lo facciamo vedere a lei prima, per esempio, l'avevo appuntata, però ringrazio Cristina per aver anticipato, l'avevo fatto anche nel modo migliore. Io vorrei completare le cose che avete detto, complicando un pochino il quadro, allora, nel senso che anche per i bambini, la storia è incredibile, poi la valigia viene trovata da Stella a casa della sua polizia e parte un doppio percorso, che è anche un percorso personale, che la porterà a risolvere una serie di questioni anche di lavoro, perché lei viene licenziata. Noi all'inizio del libro sappiamo che viene licenziata dal posto di lavoro dove si trovava. Ma c'è una cosa, per i bambini la cosa è spontanea. Ora, nella vista di oggi, questa potrebbe essere una concezione deterministica, cioè nel senso che abbiamo tutti una mediazione culturale, cioè se io mi rivolgo a Valentina per avere un consiglio sui colori da mettere, io non sono più me stesso, cioè
sono quello che lei ha costruito. Quindi magari con i colori rappresenta un qualcosa di me, nella sostanza però non sono quello originale, quindi posso falsificare anche la mia comunicazione con il prossimo. È un po' anche quello che fa la letteratura, raccontarci delle storie che possono essere consolanti e poi invece drammaticamente la realtà ci schiaccia. Due risposte diverse in due ambiti diversi. In questo però Paolo faccio una precisazione, perché il colore non è solo una cosa soggettiva e una percezione personale, ma il colore è anche oggettivo, perché quando si parla di armocromia parliamo di delle regole precise. Ad esempio, ad una persona, se tu metti un determinato colore, esalti l'aspetto, lo esalti, lo sguardo, il colore dei capelli. Sembra una sciocchezza, ma vi posso assicurare che non lo è affatto. È proprio nell'approfondire tutta la questione dei colori, che è un mondo veramente, veramente complesso, perché parte dai colori primari, secondari, i complementari, con delle tecniche che poi vanno alla pittura, poi invece ci sono quelle per quanto riguarda tutto quello che è tipografico, eccetera, eccetera, per arrivare invece a quello che è proprio abbigliamento, cura il colore dei capelli, cura il colore del trucco, e per oggi, in un mondo di estrema anche apparenza, è fondamentale. Le persone che sono più in vista non si presentano agli eventi se prima non hanno avuto una consulenza, perché il loro aspetto è molto importante. C'era il red carpet di 007, no? L'ultimo film che è appena uscito, e vedevo tutti i commenti con gli abiti, ma non solo femminili, perché c'erano tutti quanti, e le domande: secondo voi è una primavera, è un'estate profonda, cioè è un autunno? Tutte domande che io non dicevo: di cosa stiamo parlando? E invece questi sono dei termini importantissimi che distinguono una persona da un'altra e ti dicono: attenzione, se tu sei una primavera, metti questi colori, sarai al tuo meglio. E essere al tuo meglio quando tu devi apparire in pubblico, devi parlare, ti dà una sicurezza che poi cambia anche il tuo atteggiamento verso il resto. Io ridevo troppo invece per quanto riguarda, c'è stata la mostra di Venezia, la mostra del cinema, ed evidentemente non tutti conoscevano questa regola, perché ci sono state delle persone che invece avevano un abbinamento cromatico inqualificabile e tutti lì a lasciare i commenti: oh mamma mia, in effetti l'aspetto era quasi respingente, invece con un altro colore sembrava un'altra cosa, giusto? Assolutamente sì, infatti con l'armocromia si cerca di realizzare una cornice attorno al nostro viso, in modo che appunto noi possiamo apparire splendenti anche con pochi accorgimenti e soprattutto in maniera naturale. Accostiamo al nostro viso colori caldi, se noi abbiamo una prevalenza di colori caldi, quindi potrebbe essere l'arancione, un corallo. I colori caldi sono tutti quelli che contengono del giallo all'interno. Per pensare, avere un'idea immediata, il mango, il frutto, il suo giallo e il suo rosso sono colori caldi, quindi tutto quello che si abbina al mango fa parte del mondo dei colori caldi. Viceversa, se noi abbiamo dei colori freddi, come per esempio io, sono un inverno, possiamo pensare, per capire, a quella punta dell'iceberg, ovvero tutti quei colori che hanno del blu all'interno, e quindi cerchiamo di raffreddarli. Le stagioni in armocromia sono una convenzione per poterci capire. Le ha prese
le ha prese dalla pittura, perché il primo armocromista della storia fu un pittore, Itten, che capì che accostando dei determinati colori a dei ritratti delle persone, questi visi si risaltavano. E allora lui, per poterlo spiegare ai suoi studenti, suddivise i gruppi delle persone in 4 stagioni: primavera, autunno, estate e inverno. L'autunno e la primavera sono colori caldi, stagioni calde, mentre l'inverno e l'estate sono colori freddi. L'estate naturalmente era diversa dalla nostra, perché magari noi l'associamo al caldo, invece potremmo pensare alla brezza, che si sprigiona dal mare durante il tramonto, e quindi già magari riusciamo a immergerci in quel mondo di colori freddi. Allora, per facilitare anche un pochino, ti chiedo di spiegare. Poi è logico che ormai noi siamo abituati, mi sentite? Siamo abituati, quando c'è una cosa che non conosciamo, ormai abbiamo il telefonino, digitiamo su Google la parola e è istantanea la risposta. Però siccome io sono da questo punto di vista un po' antico, allora chiedo a Valentina, perché all'inizio di capitolo c'è la descrizione di un colore e ci sono colori additivi e colori sottrattivi. Se ci aiuta, prima di verificare su Google, per chi ha il libro e adesso magari lo sta sfogliando con curiosità, nascondete i telefonini, che differenza, che significa additivo e sottrattivo? Okay. Si riferiscono a 2 teorie del colore. La teoria additiva prende come colori primari il rosso, il giallo e il blu, mentre la teoria sottrattiva ha i colori primari con il ciano, il magenta, il giallo e il nero. Esatto, quindi si riferisce a queste 2 teorie. Quindi in base anche a quello che noi vogliamo scoprire, scegliamo una teoria o l'altra. Grazie. Io aggiungo che tutto quello che voi vedete nei vostri schermi del computer è in RGB. Cioè, vorrei aggiungere un'altra cosa. Devo scusare, Ok, tu prima hai detto che scegliendo magari determinati colori io non avrei rappresentato il tuo essere in pieno, ma quando ci si rivolge a un armocromista o comunque a una consulente di immagini si fa una lunga chiacchierata e si cercano i colori che rappresentano anche la persona oltre a quelli della stagione e a far combaciare queste 2 cose, perché altrimenti non avrebbe senso indossare dei colori consigliati e basta. I colori si devono sentire perché si devono anche rappresentare, quindi non avrebbe senso. Grazie per la precisazione, io volevo semplicemente dire che possiamo raccontare bugie anche con i colori, perché sì. non cambia assolutamente niente, basta pensare Donald Trump, giacca blu, cravatta rossa, Johnson, giacca blu, cravatta rossa, Biden, giacca blu, cravatta rossa, e sono psicologia del colore, sì. la cosa di una comunicazione. Esatto. Putin, giacca blu, cravatta rossa, tutti e 4 ci stanno dicendo fischia. È il potere, no? È la divisa, perché poi che ci piace o meno, noi continuiamo a essere schiavi dell'abito palmone. Vi stiamo raccontando queste cose perché non vogliamo svelare chi è l'assassino. E quindi, però tutte queste cose di cui stiamo parlando nel libro ci sono. E io adesso, nel frattempo, in attesa di questa indagine complicatissima, anche qui c'è una storia di famiglia che si sovrappone alla storia della protagonista di Stella, e anche qui ci sono dei genitori che hanno delle vicende, diciamo, complicate, e c'è uno che vive da una parte del mondo, l'altro vive dall'altra parte del mondo. Nelle volte precedenti io mi sono accorto di avere sempre, in occasione della presentazione del libro, ho posto l'accento sulla parte, diciamo così, materna della mamma. In questo caso invece vorrei porre l'accento, che in occasione mi sembra più adatta, o me ne sono accorto
in modo proprio vistoso nel rapporto padre-figlia. Perché il padre rappresenta un mondo che è affine a quello della figlia, che poi sceglierà al massimo livello di rappresentare quel mondo, e allo stesso tempo la soluzione di avvicinamento che diventa anche un affrancamento dalla figura del padre. Io so anche nel tuo caso che per la tua biografia personale la figura di tuo padre è importante, quindi non vorrei assolutamente essere frainteso, però mi ha colpito molto il modo in cui nella ragazza dei colori viene rappresentata questa dinamica. Sì, effettivamente nei miei precedenti romanzi le relazioni più forti, soprattutto nella custodia del miele e delle api, erano tra madre e figlia. E anche con Elena Rossini e con Susanna Rossini, stiamo parlando dell'ultimo romanzo, c'era una linea materna fortissima tra madre e figlia. Ma già nella casa degli Stecchi, quando invece si parlava di Milena e di suo nonno Michele, io mi sono resa conto che c'era qualcosa che un po' sotto la superficie mi interessava moltissimo. E questa storia, chi mi segue sa che io mi affido moltissimo ai personaggi e alle loro emozioni e tutto quello che loro vogliono raccontare. Mi rendevo conto che Stella Marcovati, appunto la protagonista di questo romanzo, aveva un rapporto molto particolare con suo padre, ma così profondo, così intenso, a prescindere dalle loro poi vicissitudini personali, di cui non vi parlerò, se leggete il libro scoprirete, lei si identificava in suo padre quasi con un senso di colpa, con una identificazione profonda. Diceva, io sono come lui. E non è semplice per i figli e per i genitori portare avanti questo tipo di situazioni, perché comunque ci sono i conflitti generazionali, ci sono i conflitti familiari, eppure allo stesso tempo c'è amore, c'è affinità. Mi è piaciuto molto come la storia di Stella e di suo padre si sono evolute in tutto il romanzo. Io non mi nascondo che questo romanzo per me, tra tutti quelli che ho scritto, è quello che mi ha fatto piangere di più. Ma piangere nel senso di partecipazione emotiva intensissima con i personaggi, con Stella e soprattutto con Letizia, che è la sua vecchia prozia, la sua anziana prozia. Una donna che io ho amato moltissimo e che forse riesce anche a superare l'attaccamento che ho avuto per Clarisse, della rilettrice di Storie Perdute. Mi hai anticipato la domanda successiva, perché io prima in apertura dicevo che ho trovato una scrittura ancora più matura da parte di Cristina, perché non era facile, visto l'interesse da cui la vicenda da cui è partita, ricostruire un universo che tutti i suoi lettori ormai riconoscono e apprezzano. E quindi era proprio questa dell'emozione. Quanto ti ha emozionato scrivere questo libro? In parte hai già risposto, e aggiungo qual è il personaggio in cui il gioco che facciamo sempre, qual è quel personaggio che scegli per te più rappresentativo? E poi una curiosità, Alexander, questo medico, a chi ti sei ispirata? Quale immagine? Alexander è il protagonista del presente, il protagonista maschile. Quello che catturerà l'assassino alla fine del libro. Che in realtà poi noi ritroviamo in modo diverso, come un personaggio, magari inizialmente così, un po' anche non è che la sua presenza iniziale sia fondamentale, ma questo personaggio cresce durante tutto l'arco della narrazione fino a diventare fondamentale. E questa cosa mi ha colpito moltissimo, questo personaggio, perché lui è riuscito ad imporsi lentamente, però con molta forza.
Visto che tu mi hai chiesto questo, del personaggio che in qualche maniera io sono più affezionata, Letizia, vorrei leggervi un piccolo pezzettino che magari ve la presenta in un modo più comprensibile, perché sennò noi parliamo, però voi non avendo avuto la possibilità di leggere e poi noi siamo anche in difficoltà perché non vogliamo svelare troppo, ecco. Forse con 4 righe... Sì, per colpo di teatro. Esatto. E te lo ricordi a memoria o te lo apri? A memoria. Questo. Ringraziamo Cristina per... Cioè, è sempre bello sentire l'autore di un libro che legge. Io mi offro, posso tenerti anche il microfono. Per quelli che ci stanno ascoltando in streaming, il collegamento è sempre attivo, è solo l'autrice che sta cercando di trovare la pagina trovata. Letizia, Verona, 1934. C'erano momenti in cui Letizia Marcovalli aveva come l'impressione che tutto intorno a lei rallentasse, fino a fermarsi. In quel tempo diverso tutto cambiava, forma, colore e persino la consistenza delle cose, e lei finalmente riusciva a comprendere. Le era accaduto la prima volta che aveva visto il mare. A portarcela era stata sua fidanzata, sua zia, che però non lo era per davvero. L'immenso, fino a quell'istante, era stato un concetto vuoto, lontano, qualcosa che non aveva una reale dimensione. Da lì in poi il mare, per lei, sarebbe stato l'immagine del blu oltre l'orizzonte. In quel momento, seduta sotto uno degli alberi del giardino davanti a casa, con il suo barattolo della felicità in grembo, aspettava che il tempo si fermasse ancora, aspettava di capire. Grazie Cristina, io adesso non ricordo che ho messo il foglietto che avevo in mano, dove l'ho appoggiato, ma devo andare a memoria anch'io adesso. E Valentina, prego di aggiungere qualcosa a quanto ci ha appena detto Cristina? Prego. Mi è piaciuto un pezzo sempre del libro in cui la protagonista parla di Alexander, in cui lo guarda e vede i colori in maniera diversa, più intensi. Questo penso che sia anche collegato proprio a un sentimento che può provare. È stato facile per te collegare i colori alle emozioni? Sì, è stato quasi istintivo. Ad un certo punto ero così immersa nei colori, in tutto quanto, che mi sembrava quasi che ogni persona avesse un suo colore, ecco. Soprattutto con i personaggi. Loro si esprimevano in un certo modo, poi io li vedo proprio abbiati, vestiti con i loro colori, e Alexander poi aveva gli occhi azzurri. Aveva questi occhi azzurri profondi, fortissimi, grandi, ma per un motivo, lo scoprirete poi magari leggendo. Ho immaginato, anzi ho visto, quando loro si sono conosciuti, ho visto tutto quanto, questa fortuna di vedere il libro, cioè di vedere tutte le scene, per me significa molto, perché poi posso appunto raccontarlo anche attraverso le emozioni, ma io sono, nella mia scrittura, i sensi sono fondamentali, sono importantissimi, perché ci danno la possibilità di anche, secondo me, medesimarci meglio. E il colore in questo è stato veramente eccezionale. Io questa storia l'ho sentita subito sotto la pelle, l'ho vista
e sono riuscita anche a esprimerla in breve tempo, perché ho scritto 10 capitoli in 3 mesi e ne ho scritto 15 fino alla fine in un mese. E in questo mese io lavoravo, andavo in campagna, dalle acque. Perciò non è che avessi tantissimo tempo da dedicare alla scrittura, ma tutto quello che io avevo dentro usciva come un fiume, proprio come la classica ossessione. Gli scrittori un po' utilizzano questo termine, no? Quando si è posseduta la storia. E a me è capitato questo. Bella sensazione. Sì. Cosa posso io mi sono segnato due cose che ci riportano un pochino indietro e che hanno attinenza anche con la protagonista, con la sua vicenda personale, il contesto e anche con quella che è la poetica del tuo libro di cui stiamo parlando. E sono due parole che tu le hai citate a volo prima, sono bellezza e giustizia. Io vorrei che tu aggiungessi qualcosa, perché tra l'altro La ragazza dei colori è anche poi una storia d'amore, una bella, intensa e combattuta, come tutte le storie d'amore che si rispettino a queste caratteristiche. Però la scrittura matura, ancora più attenta di Cristina, riesce a dare sfumature ancora differenti e ad aggiungersi a quello che noi abbiamo apprezzato nei libri precedenti. E quindi queste parole, bellezza e giustizia, ritornano ricorrenti. Le parole sono importanti, sono fondamentali, sono anche ancoraggi. Io aggiungerei speranza. E queste 3 parole per me sono un modo di vedere la vita, di approcciarmi, anche un po' il mio mantra. Ecco. La bellezza ci serve perché noi abbiamo bisogno di energie positive, abbiamo bisogno di dolcezza, abbiamo bisogno di cose che ci accarezzino. La giustizia, senza di quella non potremo andare avanti. E naturalmente la speranza. La speranza è quello che ci permette di superare tutto e di organizzare il nostro futuro e anche di allontanarci da quelle che sono le cose materiali e elevarci in delle dimensioni un pochino più spirituali. E noi comunque di questo siamo fatti di sentimenti, siamo fatti di emozioni, ma anche di cose più concrete. E perciò queste 3 parole sono le mie parole. Io ne aggiungo una, ma proponendo un ragionamento che è un po' la somma di quello che abbiamo sentito in precedenza, perché io queste 3 parole aggiungerei la parola arte. E pensate, i disegni dei bambini di Terezin, quando i bambini li hanno fatti, li hanno disegnati, li hanno realizzati, non li hanno realizzati con la consapevolezza che fossero opere d'arte. L'arte è venuta dopo, a distanza di tanti anni, e l'arte della ragazza dei colori, che era la protagonista di questa storia, ha in sé la bellezza, il senso di giustizia, che la riporta a rileggere anche le vicende del passato, ha uno sguardo di speranza, è da qui che poi lei riesce a risolvere alcune questioni personali e a raggiungere una dimensione artistica. Quindi per te l'arte è la via salvifica, quello che ci permette di leggere al meglio la nostra condizione umana. Sì, perché è l'espressione della parte più intima che noi abbiamo attraverso la creatività, che può essere un dipinto, anche semplicemente un scrivere,
Ci sono delle persone che attraverso la scrittura, graficamente, riescono a raggiungere livelli di bellezza straordinari, anche con dei simboli. Tu stai lì, non capisci la lingua che utilizzano, ma la bellezza la senti, perché la bellezza non ha un idioma, la bellezza è di tutti, la vedono tutti, la sentono tutti, la percepiscono. La percepiscono i bambini, la percepiscono tutti quanti, non ha necessità di essere strutturata attraverso dei codici, ma è qualcosa che parla all'anima. È per quello che l'arte è fondamentale, è per quello che ci permette di attraversare quelle barriere che sono tra le cose concrete e la spiritualità, qualcosa di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Grazie Cristina. Tu hai da aggiungere qualcosa, Valentina? Se ti ritieni soddisfatto? Assolutamente sì, stavo sognando. Allora, io adesso siamo in chiusura perché i tempi ormai sono quelli, ma visto che abbiamo parlato di arte, ci allontaniamo un attimo dalla scrittrice Cristina Cavoni, autrice della Ragazza dei colori, e ci riagganciamo alla cronaca quotidiana di questi giorni. Cristina, tu hai partecipato a Muro al ricordi dell'anno dei festeggiamenti di Piazza Teretta. Ecco, che rapporto tu hai con questa scrittrice? Allora, per me, che sono una scrittrice, un'autrice, Grazia Deledda è sempre stata, come dire, la persona alla quale si poteva fare ricorso in qualsiasi momento. Perché 150 anni fa una donna che non aveva strumenti da poter utilizzare ha scardinato tutto un sistema arcaico e la voleva separata da quelli che erano i suoi desideri. Lei voleva scrivere, ha ripetuto la quarta elementare 2 volte per poter accedere a quell'istruzione che le veniva negata in quanto femmina. E dunque doveva stare a casa perché il suo destino era sposarsi e fare figli. E lei non ci stava. Con molta dolcezza, anche perché lei non ha fatto la rivoluzione, lei è riuscita invece a infilarsi in tutti questi meccanismi, a utilizzare questi strumenti che lei possedeva e a diventare una donna che da autodidatta agli inizi degli anni 20, stiamo parlando del 27 se non mi sbaglio quando lei ha preso il Nobel, è stata l'unica autrice italiana ad avere questo grande riconoscimento. E questo riconoscimento gli è stato dato per la capacità che lei ha avuto di esprimere anche la sua sardità, nel senso che i colori, le musiche, tutto quello che lei aveva, si era stratificato nella sua personalità di autrice, che lei aveva visto durante tutta la sua infanzia, si è espresso attraverso la sua arte, perché quella che le sue parole era arte. Dunque, Grazia Deledda ci ha dimostrato che si può, perché lei ce l'ha fatta, e ce l'ha fatta 150 anni fa. Dunque, noi oggi abbiamo un esempio che è importantissimo, ma è anche molto moderno, se vogliamo, soprattutto in termini come quelli di oggi, che ci vedono, a distanza di tutto questo tempo, avere delle donne che ancora oggi non possono andare a studiare, non gli è consentito perché sono femmine e devono partorire, anche loro, e sono lontane da tutta quella serie di diritti fondamentali per l'essere umano che oggi le vengono negati. Perciò in questo caso abbiamo una donna che è stata una pioniera e l'ha fatto in modo gentile. Una delle mie frasi all'inizio, io l'ho scritto, le rivoluzioni gentili.
Questo libro è dedicato a chi riesce a essere se stesso, a trovare la propria strada e a farlo con amore e con gentilezza. Grazie Cristina, grazie. Mi pare che questa sia la chiusura ideale di questa serata. Mi dispiace, ma per questioni di norme anticovid non possiamo coinvolgere il pubblico in questa chiacchierata. Però ricordate due cose. Una, l'assassino non è il maggiordomo e ci rivedremo qui fra 150 anni con Cristina e Valentina a festeggiare Il 2 milionesimo libro di Cristina Carbone. Grazie a tutti, buona serata. Il microfono lo passo a Francesca per le comunicazioni di servizio. Grazie a tutti, grazie. Grazie ancora a Paolo, Valentina e a Cristina e a voi per essere qua. Vi chiedo di non portarvi a casa il questionario che vi hanno consigliato all'ingresso, ma di lasciarlo magari anche semplicemente lì, esatto, sui tavolini a fianco alle poltrone. E poi vorrei invitarvi al prossimo appuntamento di Entula a Cagliari, che sarà domani alle 18:30 all'Aquila Club su Sicu, con uno scrittore bravissimo che si chiama Sandro Campani. Invito anche Cristina perché il suo primo libro si intitolava Il Giro del Miele e secondo me ti piacerebbe molto. Invece domani presentiamo I Passi nel Bosco con Paola Piglia, quindi siete tutte invitate e invitati. Portatevi il costume da bagno perché si farà il bagno. No, l'Aquila su Sicu, il bagno. Ma c'è la piscina. Non siamo alla Variante, siamo all'Aquila Club 18:30. Grazie ancora, buona serata.